Io chiamerei sul palco proprio per anche suggellare questa amicizia, questa collaborazione con il Comune di Chioggia, dal quale ci sentiamo appunto benvenuti, e chiamerei il sindaco Mauro Ermerao insieme al consigliere regionale di Chioggia Marco Rompina. La stanza da tenore ce l'ha il sindaco. Bene, buonasera a tutti, tanto buon anno a tutti. Io volevo ringraziare l'Orchestra Sinfonica del Veneto che ci ha omaggiato di questo splendido concerto, anche il tenore Cristian Ricci, ormai l'abbiamo adottato a Chioggia, credo che venga sempre molto volentieri. Veramente grazie a tutti, una serata anche inaspettata che non avevamo neanche previsto in sede di programmazione delle festività natalizie, però poi l'abbiamo aggiunta con molto piacere, per questo ovviamente vi ringraziamo. E ringraziamo anche la Regione del Veneto che ha pensato sicuramente alla nostra città, una città importantissima, non solo per la nostra regione ma anche per la provincia di Venezia. Niente, io non voglio rubare altri minuti preziosi, ovviamente da parte dell'amministrazione comunale, un omaggio floreale a questa bravissima presentatrice. Ringrazio anche il comandante della Capitaneria di Porto, che è qui presente Igor Palmisano, il vicario del vescovo Don Simone Zoppa, il presidente degli albergatori Giuliano Cegion e la direttrice del Consorzio Olivi di Chioggia Francesca Pinelli. Ovviamente non vedo altri delle associazioni, faccio rappresentante dell'UIBM. Ecco, adesso dobbiamo togliere anche la passerella che porta alla chiesa di San Domenico. Sai, la mostra dei Mystery Men, noi non abbiamo problemi a parlare né di Gesù, né di Dio, né del Papa, non abbiamo modificato i nomi da Gesù a Cucù, quindi non ci vergogniamo delle nostre radici, quindi a Chioggia sai che non abbiamo nessun problema, no, mi stanno a cuore ovviamente i ragazzi, dico dell'UIBM, perché mi avevano chiesto di lasciare la passerella che porta alla chiesa di San Domenico. Purtroppo a mostra chiusa, il 7 gennaio, l'ultimo giorno, quindi invito anche a visitarla, chi ovviamente non l'abbia già fatto, dovremo toglierla, insomma, ecco, su disposizione anche della soprintendenza, quindi è un peccato, però ritorneremo alla carica per rendere quella chiesa splendida che è la chiesa di San Domenico accessibile a tutti, perché sennò c'è da fare un ponte che non è proprio così agevole. Ecco, niente, grazie a tutti, intanto buon anno, siate orgogliosi della nostra città. Grazie. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.